Iniziati ieri sera i festeggiamenti in onore di San Calogero con l'evento Uvennire a Villa, giunta alla sua 18ª edizione, una serata di musica, tradizioni, sapori tipici nostrani che si è svolta in piazza Marconi con le degustazioni di prodotti tipici siciliani a cura della Euroform, scuola di formazione professionale. Abbiamo preparato quello che è la nostra tradizione, quindi partiamo dal pane, i classici panini di San Calogero, e abbiamo un'altra versione di pane, delle pagnotte con l'immagine di San Calogero per dare questo tocco di particolarità. Poi il menù, vediamo il menù qual è. Il menù facciamo i classici panini di San Calogero con una variante che sono delle salse a base di pomodori secchi, paté d'olive, acciughe e crema di basilico. Quindi siamo sul territorio chilometro zero, quindi andiamo ad unire la sacralità della festa di San Calogero e tutto quello che è l'agroalimentare, dove fortemente noi portiamo i ragazzi per far vedere cosa succede fuori dalla scuola Euroform, e far vedere cosa andiamo a fare nel momento in cui c'è un buffet per svariate persone. Questa sera si aspettano più di 2000 persone e quindi noi faremo fronte, faremo tutto il possibile con i ragazzi di Euroform. Agli eventi musicali erano presenti migliaia di persone che hanno ascoltato i tanti ospiti che si sono esibiti, tra questi Tamura di Girgenti, l'orchestra dei maestri siciliani, composta dai fratelli Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Damiano Pagano, quindi Tom Sinatra, la banda del liceo musicale Empedocle, i musicisti del gruppo folk di Riccardo Cacice e Fiori del Mandorlo. Spazio anche per un momento dedicato al maestro musicista Gigi Finistrella, recentemente scomparso.